Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati con una nuova edizione di prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Le notizie ovviamente in primo piano, e in primo piano avete visto oggi la nostra emittente ha mandato in onda in diretta a partire dalle 10 del mattino la grande manifestazione, il ritrovo dei trevisani nel mondo. Il teatro è quello della Piana del Cansiglio sotto un sole cocente. Abbiamo sentito parlare il governatore del Veneto Luca Zaia, un momento importante, un momento sentito, molto partecipato, ed è evidentemente un momento che Antenna 3 Nord-Est sceglie di seguire ormai da diversi anni. La storia dei nostri emigranti, in questo caso, in quest'anno in particolar modo, chi è andato a Latina, chi è andato in Sardegna. C'è il nostro Lucio Zanato che ha seguito e ha raccontato tante delle storie di queste persone che hanno portato un po' di trevigianità nel mondo e non solo. Lucio, eccoti, ti vediamo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, abbiamo seguito in diretta tutta la celebrazione di questa festa, perché è il 31esimo raduno dei trevisani nel mondo, il 7° dei veneti nel mondo, per ricordare chi è andato in giro per il mondo con la valigia di cartone a cattar fortuna. Il momento forse più toccante è stata la preghiera finale, dove non solo si è parlato dell'immigrazione passata, ma si parla anche dell'immigrazione futura. Ma io mi avvicino perché in questo momento c'è il punto stampa del Presidente Zaia e quindi lo seguiamo in diretta. Vai. Presidente, vuoi cominciare? No, prendo... Presidente, partiamo da questa bella giornata dei trevisani nel mondo. Lei ha parlato del benessere del Veneto di oggi come anche frutto del loro lavoro. Beh, sicuramente frutto il benessere del Veneto della grande... Scusa. Il benessere del Veneto è frutto del grande lavoro che è stato fatto a livello internazionale di quei veneti che hanno lasciato la nostra terra. Abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto, non sono andati a riempire le galere in giro per il mondo, ma a comportarsi civilmente, portare cultura, identità, storia, tradizione. Prova ne sia che molti di questi veneti che abbiamo in giro per il mondo oggi occupano anche delle posizioni apicali nella società. Presidente, parliamo di autonomia, 100.000 firme contro l'autonomia, la legge Calderoli è a rischio? Ma guardi, direi che il referendum è un istituto democratico, dopodiché noi affrontiamo tutto con serenità, con il sorriso, visto e considerato che stiamo parlando della Costituzione, non stiamo parlando di un atto sovversivo, ed è bene invece che si comunichi correttamente ai cittadini, perché sento dei racconti e narrazioni che sono veramente vergognose, perché comunque questo è un grande progetto di decentramento amministrativo, questo è. Senta, ma... Le opposizioni parlano però di una, va bene l'autonomia, però non le 23 materie, il PD ha fatto una proposta, è possibile un dialogo su questa questione secondo lei, oppure si va avanti così come è stata impostata da Calderoli? Intanto la legge è stata votata democraticamente da un Parlamento non occupato, da un Parlamento eletto democraticamente. È una legge che prevede che oggi si può trattare solo sulle prime 9 materie. Lei mi dovrebbe spiegare, anzi questi signori dovrebbero spiegarmi, che Spacca Italia è ad esempio dare la delega della possibilità di fare ordinanze di protezione civile in deroga al Presidente della Regione in caso di calamità. Questo non mi sembra uno Spacca Italia. Senta, ma non è che invece sia il referendum che spaccherà l'Italia? Perché io sento tante teste calde, fra virgolette, venete, pronte ad azioni tutt'altro che leggere in caso di referendum contro questa autonomia. Ma dice bene, guardi, io l'ho già detto in tempi non sospetti, il vero Spacca Italia sarà rappresentato dal referendum. Il referendum porterà l'Italia, semmai si andrà al referendum, in una maniera e ne uscirà un'altra Italia, un'Italia sicuramente spaccata tra Guelfi e Ghibellini, tra chi voleva la propria autonomia e non l'ha ottenuta, o chi voleva l'autonomia e l'ha portata a casa, e chi votava contro e non voleva dare l'autonomia a qualcun altro. Diciamo che la tua libertà finisce dove inizia la mia, questo dovrebbe essere il principio in un contesto democratico. Qui vedo che qualcuno si batte perché qualcun altro non possa avere la propria libertà di governare i territori, perché poi di questo si tratta. Senti, un'ultima domanda, l'indagine per corruzione della Procura di Venezia a Venezia. Senta, tra le varie ipotesi si parla della fine del mandato di Brugnaro, si sarà anticipato, no? Vedremo. Ma lei lo farebbe il sindaco di Venezia? Ma guardi, a me sembra che in questo momento è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Intanto c'è un sindaco in carica, dopodiché dimissioni o non dimissioni dipende da una scelta personale. Conosco la serietà del procuratore Cherchi e dei procuratori. Scusami.
della Procura di Venezia? Conosco la serietà della Procura di Venezia, del procuratore Cherchi, dei pubblici ministeri che ci stanno lavorando, Baccaglini e Terzo. È altrettanto vero che io auspico che ci sia molta velocità nel trattare questo tema nell'interesse di tutte le parti coinvolte, perché comunque quando ci sono in mezzo amministratori eletti del popolo è giusto che la chiarezza arrivi velocemente. Ripeto, nell'interesse di tutti, in particolar modo dei cittadini. Ma lei in futuro lo potrebbe prevedere questa cosa di candidarsi a sindaco di Venezia oppure no? Ma guardi, io sono sempre teoricamente candidato a tutto, mi mancava anche questa potenziale candidatura. Sono concentrato sulla regione e mi sembra che non sia il momento di parlare di questo. Senta, Pedemontana però, come giudica il fatto che la Pedemontana sia rimasta alla regione mentre tutte le altre autostrade se le ha avvocate dello Stato? Ma guardi, il provvedimento non è ancora chiuso perché deve andare in Parlamento. La Pedemontana è un'infrastruttura, vedo fra l'altro, devo dire che trovo scandaloso che qualcuno dica ma la Pedemontana è in perdita, l'abbiamo scritto noi per primi, i primi 9 anni comunque non chiuderà un bilancio in attivo, ma questo lo sapevamo già. Però se dovessimo ragionare così in questo paese, o meglio se avessero ragionato così quelli che hanno fatto l'autostrada del Sole, pensate, la 4 75 anni fa qualcuno ha deciso di realizzare una strada che va da Venezia a Milano. Quante auto c'erano 75 anni fa? Le infrastrutture vanno fatte anche una visione di prospettica, è inutile poi lamentarci sempre che non abbiamo i servizi. E fra l'altro sto parlando di un'infrastruttura che non ho inventato io, me la sono trovata, ho avuto solo il merito di averla conclusa, se non sarebbe l'ulteriore incompiuta in questo paese. Presidente, è partita la consultazione per la diga del Vanoi, no? Quali sono le posizioni della Regione abbastanza articolate? No, guardi, io ho solo una posizione da sempre. Intanto queste infrastrutture che sono importanti, pesano sui territori, devono essere valutate fino in fondo dai tecnici che ci dovranno dire benefici e malefici, pregi e difetti, e dopodiché vedremo cosa uscirà dalla valutazione tecnica. Io non ho, come si può dire, non sono né innamorato nel fare progetto né tifo per altre soluzioni. Dico che abbiamo l'obbligo di vedere. Vajont insegna, quindi la preoccupazione è giusto che ci sia e i tecnici devono chiarire fino in fondo. Non è che la politica può decidere di fare le opere o non farle in virtù del sentimento, ma bisogna decidere sulla base di aspetti tecnici. Se c'è anche un minimo dubbio, le opere non devono essere fatte. Grazie Presidente. Adesso noi ci spostiamo perché abbiamo ancora pochi minuti, poi dobbiamo ridare la linea alla nostra Anna De Roberto, però l'ultima battuta la facciamo con il Presidente dei Trevisani. Un altro grande successo, si torna sempre di più ad essere qui dopo gli anni del Covid, però la cosa più bella è il collegamento che siamo riusciti a creare con tutto il mondo, perché chi non poteva esserci fisicamente c'è stato comunque col cuore. So che questa celebrazione era tanto attesa, soprattutto da chi è lontano, quindi vuol dire che pur essendo lontani il cuore, le radici rimangono qua. Quindi un caro saluto a tutte le persone che ci stanno, spero che ci stiano ancora seguendo. Arrivederci al prossimo anno, cercheremo di fare ancora meglio, perché per noi oggi termina una giornata, ma domani comincia una giornata che è dedicata all'edizione del prossimo anno. Cercheremo sempre di fare comunione sempre di più, di essere sempre più uniti. Credo che questa gente, queste persone che sono qua se lo meritino. Ma anche i giovani, perché voi avete puntato molto sul fatto che ci sono giovani, da una parte i nostri che vanno a fare un'emigrazione diversa rispetto a un tempo, ma anche tanti giovani che dall'estero, figli, nipoti, anzi nipoti e pronipoti di emigranti che vorrebbero rientrare. Questa associazione è anche per loro? Beh, certamente sì. Io ricordavo che sono nate proprio delle sezioni nuove in Brasile, fatte soprattutto da giovani. Ecco, ci sono dei giovani che rientrano e che riescono a integrarsi molto bene. Abbiamo visto durante la celebrazione della messa la lettura fatta da una ragazza rientrata dal Brasile pochi anni fa, ma ne abbiamo altri in giro per la provincia di Treviso, figli di emigranti nati all'estero, sono rientrati, si sono inseriti in maniera molto positiva, molto bella nelle loro comunità, tanto da arrivare a avere anche ruoli di amministratori pubblici. Ecco, questa è la provincia di Treviso, questi sono i nostri giovani ed è il futuro anche della nostra associazione. Grazie Presidente Franco Conte. Anna, se tu mi dai ancora 10 secondi, ho anche il nostro sindaco, nonché Presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Presidente Sindaco.
Una celebrazione che parla del passato, guarda il presente tra immigrazione e immigrazione, pensa già anche al futuro, magari pensando anche ai nipoti e pronipoti, quelli che sono partiti con le valigie di cartone e che purtroppo in alcuni casi con le valigie di cartone tornano qua. Sì, la storia dell'immigrazione è straordinaria anche perché si sviluppa tra passato, presente e futuro, ovviamente con caratteristiche diverse, però noi abbiamo una fortuna, abbiamo un tesoro di esperienza che è quella del passato che ci serve oggi per lavorare nel presente e soprattutto per programmare il futuro, dando la possibilità a coloro che vogliono tornare nei nostri paesi di metterli nella condizione di tornare. Lo dicevo prima, noi ci sentiamo legati a tutti coloro che hanno il DNA appartenente a questa terra e che oggi magari vivono a migliaia di chilometri ma sono appartenenti a un'unica grande comunità che è quella veneta, e quindi tutti coloro che vogliono tornare siamo pronti ad aspettarlo, questo paese ha bisogno, però insomma l'importante è che non si perda questo legame. Ecco, poi per ultimo, abbiamo sentito questa ragazza che veniva dal Brasile, che ha letto questa preghiera, si è emozionata, vuol dire che veramente il nostro sangue, seppur andato all'estero, continua a battere forte anche sui nipoti e pronipoti. Assolutamente sì, in realtà ci siamo commossi tutti anche per il ricordo di Don Canuto Toso, però devo dire che sono storie straordinarie di persone che hanno fatto del sacrificio ma allo stesso tempo del rispetto e del lavoro il credo di vita importante, quindi dobbiamo essere orgogliosi ed emozionarci di fronte a queste storie, perché se ci emozioniamo significa che abbiamo fatto noi questi valori. Grazie Sindaco e Presidente di ANCI Veneto, se tu non hai domande, se no io continuo e sai che io posso continuare tutta la mattina. Manuccio, in realtà ti stiamo un po' invidiando qui dallo studio, secondo me anche i telespettatori, a vedere questo paesaggio incredibile alle tue spalle, insomma sicuramente anche lì le temperature sono migliori, questa atmosfera incredibile di grande festa che si respira lì sulla piana del Cansiglio. Che energia stai raccogliendo? Ecco, questa è un po' l'ultima domanda che ti faccio. Anziani, meno anziani, c'è una grande energia sì, sulla piana del Cansiglio che è il simbolo un po', no, della Trevisani nel mondo. Assolutamente sì, devo dire che l'energia viene portata da chi quell'energia, come dire, l'ha utilizzata per rifarsi un futuro fuori da questi confini, quando va ricordato noi eravamo assolutamente quelli presi peggio in tutta Italia, zone depresse, zone dimenticate. Vi faccio vedere questa cosa particolare perché l'ultima battuta finalmente la voglio dedicare a Latina, perché voi dovete sapere, l'abbiamo detto all'inizio del collegamento, ma poi vi abbiamo perso perché in mezzo a tutti i gonfaloni era difficile trovarli. Dammi ancora un minuto, Anna, perché abbiamo i trevisani di Latina. Allora, io ho bisogno di chiedere 2 o 3 cose. Intanto il legame importante con questa terra. Qualcuno dice già che siete l'8ª provincia veneta di fatto. Beh, di fatto sì, c'è una grossa comunità di trevisani, veneti, ma soprattutto anche trevisani lì a Latina, perché il 50% di coloro che arrivarono in terra pontina erano veneti e di quel 100% il 14% erano della provincia di Treviso, quindi una buona presenza all'intera pontina, ed hanno dato il loro contributo, e sicuramente la terra pontina ha saputo vivere di questo lavoro dei nostri trevisani, quindi una bella presenza. Ecco, nella storia si dice che c'è stata un po' di difficoltà nell'amalgama con la gente ciociara. Io sono venuto giù, ho letto alcune lettere, ho sentito che vengono questi polentoni a portarci via il pane. Voi che siete eredi di questa situazione, l'integrazione è stata possibile. Questo lo dico per l'integrazione che noi adesso stiamo vedendo con chi invece viene dall'altra parte del Mediterraneo. Sì, diciamo che il tempo poi attutisce e spiana un po' le cose, però inizialmente c'era questa avversità, questo antagonismo, perché loro chiaramente vedevano queste persone che venivano a togliere il terreno, no? Questa terra che stava lì giù in palude, poi bonificata, e invece chi veniva trovava un immane lavoro davanti ai suoi occhi, quindi l'integrazione è stata un po' difficile, però nel corso del tempo poi anche i matrimoni che sono stati misti, no? Tra la gente trevisana, veneta e tra cispadani e ciociari, quindi alla fine c'è stata questa integrazione nel corso degli anni. Ci sono voluti 80-90 anni, però insomma però è possibile, questo è il messaggio. Sì, poi per ultimo, noi abbiamo sentito il fatto di cronaca tremendo di quel lavoratore. Io, siccome si parla di un cognome, Lovato, che è un cognome nostro, qual è l'appello che arriva da Latina, dai trevisani, dai veneti a Latina a fronte di questo fatto di cronaca? Noi non siamo questo. No, sicuramente no.
noi come trevisani, come veneti, abbiamo sempre lavorato in maniera molto ardua e abbiamo sempre accolto, sì, legale, abbiamo sempre accolto tutti quanti e il nostro lavoro è sempre stato così all'insegna della luce, della legalità, per cui poi ci possono essere episodi in tutto il mondo e purtroppo è successo a Latina, questo non ci fa onore, però non è quello che non è soltanto quello che si vede, ma c'è tutt'altro, quindi la nostra esperienza è quella di un lavoro molto sodo, di una collaborazione anche con gli altri e abbiamo reso un territorio molto vivo e fertile, quindi grazie al nostro lavoro. Senta, e se qualche trevigiano che in questo momento vi sta sentendo volesse venire a farsi un giro a Latina, a vedere i luoghi della nostra immigrazione, può venire, fa riferimento alla sede dei Trevisani di Latina? Sicuramente, noi vogliamo accogliere chi verrà, poi abbiamo di tutto, abbiamo lago, mare, montagna, quindi si presta ed è un territorio poco conosciuto tra l'altro, quindi vi invitiamo veramente a venire perché mostra tante possibilità il nostro territorio, è ricco di tante risorse. Quindi non ultimo il Circeo, che è bellissimo. Circeo, Gaeta, Sperlonga, ma poi anche i paesi della montagna, Sermoneta, posti veramente belli che sono poco conosciuti purtroppo. Ecco, con questo appello anche per te, Anna, che so che sei una, diciamo fra virgolette, esploratrice con la tua famiglia, ti restituisco la linea. Grazie Lucio, sì, la Piana del Cansiglio la conosco molto bene ed è stato davvero molto bello poterla restituire per tutto quello che c'è stato questa mattina nel paesaggio, ma anche appunto nel senso di comunità che i trevisani del mondo sono riusciti ancora una volta a creare e noi in qualche modo a trasmettere con la nostra lunga diretta. Grazie Lucio per le tue preziose testimonianze. Noi archiviamo per un attimo la grande festa di questa mattina, che tornerà ovviamente nei nostri notiziari della sera, perché purtroppo dobbiamo aprire la pagina della cronaca in apertura di questo nostro telegiornale. C'è stato all'alba di questa mattina un pauroso incidente a Chioggia, siamo poco dopo le 7:15, dalle primissime ricostruzioni emerge un bilancio tragico, ci sono 2 ragazzi morti, ventenni, un giovane disperso, un altro sarebbe rimasto ferito. La dinamica è ancora tutta da chiarire sul posto, siamo in via Lungo Adige a Chioggia, Polizia Municipale, Carabinieri 118, 3 squadre dei Vigili del Fuoco. L'auto che vedete nelle immagini è andata a sbattere ed è precipitata nel canale, una BMW, canale vicino alla strada, 2 dei passeggeri sono morti sul colpo, 1 soltanto è riuscito a salvarsi, ha detto ai soccorritori che c'era una quarta persona che si sta cercando. Guardate la macchina precipitata appunto nel canale, ricordo siamo in via Lungo Adige, subito scattate e sono evidentemente ancora in corso le ricerche nell'acqua. Un incidente c'è stato invece questa notte, siamo a Nervesa della Battaglia, via Ottava Armata, la strada panoramica del Montello, un furgone Opel Combo condotto da un 19enne di Cairano San Marco per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, si è ribaltato, ferito il conducente, i 2 passeggeri, tutti fortunatamente coscienti. Sul posto per i rilievi i carabinieri della locale stazione, il conducente del mezzo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna. Morto tragicamente mentre faceva base jumping, è accaduto il 13 luglio, ma la notizia è stata resa nota soltanto da qualche giorno. Aveva 37 anni, era un amante dei voli, della montagna, la sua grande passione della montagna purtroppo è stato tradito. Il punto nel prossimo servizio. Aveva 37 anni Matteo Mazzi ed una grande passione per l'avventura, la libertà, lo sport. È stato tradito dalla tuta alare che da diversi anni ormai lo accompagnava. Era maestro di sci, amante ed esperto conoscitore della montagna. Faceva base jumping. È morto il 13 luglio scorso finendo con la sua tuta alare durante un volo contro una montagna. La notizia è stata resa nota soltanto in questi giorni, quando la famiglia molto nota ad Orsago si è riunita per ricordarlo. L'incidente a Gudvangen, nel sud della Norvegia, il salto a 1480 metri di altitudine sopra la Valle dei Laghi. A lanciare l'allarme dopo l'incidente una persona che con il binocolo aveva visto il giovane lanciarsi e poi scomparire. I soccorritori sono stati allertati alcune ore dopo il corpo ritrovato senza vita. Sul casco, ancora attiva la telecamera, ha ripreso gli ultimi istanti di vita di Matteo. Commosso il ricordo sui social della famiglia e degli amici che lo conoscevano bene. Ieri a Orsago per Matteo un momento di raccoglimento con tutta la famiglia. L'urna con le sue ceneri farà presto rientro in Italia. Allora, la pagina economica ci porta a parlarvi del caso Progest, un caso che sta tenendo insomma in tanti lavoratori, ma in realtà
la stessa provincia di Treviso un po' con il fiato sospeso. Siamo in collegamento con Roberto Pepati della Filc CISL. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Eccoci. Della FISTL CISL. Sì. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essersi collegato con noi Roberto. Allora intanto facciamo un attimo il punto. Che cosa sta succedendo? Sappiamo che Progest è un polmone pulsante della pagina economica del nostro territorio. Ci fa un po' il punto, perché non è un problema di commesse, come in qualche modo ci siamo detti anche al telefono, è un problema insomma di trattativa con i creditori. Che cosa sta succedendo? Che cosa rischiano i lavoratori? Ma guardi, intanto grazie a voi per l'invito. Guardi, intanto la nostra preoccupazione riguarda appunto la situazione di default in cui si trova l'azienda a causa delle cedole scadute dei bond non pagati, bond emessi dall'azienda, liquidità ricevuta e investimenti fatti nelle varie aziende. Su questo nulla da dire. È chiaro che l'azienda si è ritrovata anche in un contesto, come tutte le aziende del settore, negli ultimi anni hanno avuto momenti abbastanza altalenanti e quindi si è trovata in una situazione difficile per poter onorare i propri impegni e quindi rientrare sia in quota capitale sia in quota interessi dai bond emessi, ossia obbligazioni, adesso è un termine inglese, bond. E adesso è chiaro che si apre l'itinerario di una trattativa con i creditori, che l'esito è ora da conoscere. I tempi di cui si parla sono quelli di settembre. Paradossalmente è chiaro che viene fuori anche la situazione di cui parlavi. Le aziende, io parlo almeno anche del comprensorio trevigiano, stanno lavorando molto, addirittura dirò di più, viene anche chiesto la possibilità ai lavoratori di fare straordinario e quindi questo è un momento nel quale bisogna anche spiegare e possibilmente nei limiti del possibile tranquillizzare le persone per mantenere anche il know-how aziendale. E vorrei dire che tranquillizzare è una parola grande, poiché notizie certe al momento non ne abbiamo e sicuramente diventa condizione sine qua non l'esito della trattativa con i creditori. Questo senza conseguenze immediate non ne vorrei neanche citare, perché in questo momento bisogna essere assolutamente fiduciosi e speranzosi che si otterrà che la trattativa porterà un esito positivo affinché possa esserci continuità. A proposito di continuità, volevo anche aggiungere che ho letto il comunicato stampa di ieri di Progest, ovviamente dove provava anche a infondere serenità sia ai lavoratori, sia ai creditori, sia al mercato, e parlava anche che smentiva l'implicazione immediata sulla continuità aziendale. Non serve, nessuno parlava o implicava la continuità aziendale immediata. Sicuramente è immediata, ma è prossima, nei prossimi mesi. Senta, Roberto, è confermata un po' la vendita di asset che non sono strategici, come ad esempio la sede di Mantova. Allora si diceva tra di noi dietro le quinte che Progest qui nel Trevigiano gestisce tutto il packaging legato un po' alla carta, quindi dai sacchetti di McDonald's piuttosto che i contenitori della pizza. Chiarisco anche che FISTL segue tutto il mondo della carta, della stampa, dell'editoria, dell'informazione come sindacato, e quindi si inserisce in questo senso un po' il vostro lavoro con Progest. La vendita di asset è appunto per riuscire a rientrare del credito, e quindi parallelamente c'è questa strategia in piedi insieme a quella di trovare l'accordo con i creditori. Quindi è una doppia strategia. Sì, è una doppia strategia. Guardi, è chiaro che è confermata la volontà di adoperarsi nella vendita di immobili non strategici o nella cessione di Mantova. È confermata, però diventa anche condizione essenziale riuscire a fare questo tipo di operazione nel momento in cui la trattativa per il rientro abbia esito positivo. La volontà si è confermata, l'esito al momento non abbiamo notizie.
Come sindacato stiamo monitorando costantemente la situazione affinché si trovino o vengano rese edotte l'esito delle trattative con i creditori, che sia sostenibile ovviamente. Qualora serva verranno coinvolte, spero di no, perché tutti quanti auspichiamo sicuramente in un esito positivo e che quindi ci sia una continuità e un piano di rientro sostenibile e pacifico. Diversamente è chiaro che parliamo di un gruppo dove lavorano più di 1100 dipendenti, parliamo di un indotto che lascia immaginare cosa vorrebbe significare, quindi saranno coinvolte anche le istituzioni locali o nazionali, però confido che, e spero, perché al momento è questa la parola che tutti quanti possiamo solamente invocare. E informiamo costantemente i lavoratori, sono stati già mandati dentro tutta una serie di assemblee calendarizzate con i lavoratori, e aggiungo anche, se mi è permesso, anche un qualcosa in più, poiché l'azienda nel comunicato ben venga che ricorda, o perlomeno che allievi gli animi di tutti, dei lavoratori, dei creditori e dei fornitori, che è stabile e che è inutile e che sta lavorando veramente in pieno, e questo lo confermo, ovviamente feedback dei lavoratori. Però ciò nonostante è chiaro che non si può più, viste queste affermazioni, non si può più transigere sul fatto che non ci sia una contrattazione di secondo livello all'interno delle aziende. Quindi nei prossimi mesi, augurandoci che il tutto vada per il verso giusto, mi riferisco ovviamente alle trattative con i creditori, ci sarà la richiesta di un'apertura di un tavolo di contrattazione per garantire condizioni economiche e normative migliori ai lavoratori. Mi piacerebbe anche, però non brilla in termini di relazioni industriali, per carità, confido, io spero sempre che questo possa essere anche un anno zero rispetto a questo tipo di argomento nelle relazioni industriali, e si possa parlare e anche discutere di responsabilità sociale d'impresa, di bilancio sociale verso i dipendenti, il territorio e l'ambiente, cosa oggi indispensabile. Secondo lei è auspicabile che ci possa essere un intervento a gamba tesa anche della Regione del Veneto? A gamba tesa è una parola di cui in questo momento non riesco... Per salvare, voglio dire... Ma sì, sicuramente a garanzia e a supporto dei creditori sicuramente potrebbe esserci anche questo intervento. Ricordiamo che è nata nel Trevigiano, 14 aziende sono in Veneto. Esatto. Quindi sicuramente è assolutamente di rilievo per la Regione del Veneto, senz'altro. Che cosa ha portato, l'ultima domanda che le faccio, un'azienda che ad esporsi così tanto, no? Con i creditori? Perché è un'azienda che ha scelto di investire. È chiaro che hanno emesso obbligazioni che al momento in cui sono state messe erano assolutamente solvibili, e quindi era anche un momento di rilancio per l'azienda in termini di macchinari, investimenti, prodotti nuovi, e quindi è stato anche lungimirante al momento in cui è stato fatto. È chiaro che a un certo punto sappiamo tutti che le obbligazioni hanno una scadenza in termini di capitale, in termini anche di interessi, e vanno onorati. Quindi questo è il momento forse più cruciale della faccenda, che sono scadute, vanno onorate, e quindi adesso l'esito della trattativa, secondo me, ovviamente è indispensabile conoscerlo e sperare tutti quanti che vada nel miglior modo. Grazie Roberto per essere stato con noi, Roberto Pepati della Fistel CISL, grazie per essere stato con noi, ovviamente ci aggiorni qualora ci fossero delle novità, in modo che possiamo restituire anche al pubblico qualche notizia in più, perché sì, sono momenti di apprensione, la Progest è un'azienda molto grossa e che in qualche modo insomma è un simbolo anche dell'economia del nostro paese. Grazie Roberto. Grazie a voi per l'invito. Arrivederci, buona domenica. Andiamo avanti con le notizie. Abbiamo un bambino di soli 2 mesi ricoverato in terapia intensiva a Padova, colpito da una forma grave di pertosse, malattia che sembrava quasi scomparsa. Invece quest'anno ha fatto registrare un'impennata di casi senza precedenti negli ultimi 20 anni. Il piccolo è arrivato in ospedale a Padova, lo ricordiamo, in fase acuta. Dopo alcuni giorni di cure, ora
fortunatamente non è più in pericolo di vita. Secondo gli esperti, un caso su 3 è dovuto al calo delle vaccinazioni. Erano stati fissati invece per martedì alle 9 i funerali di Linda Zennaro, la ventenne morta a Venezia, lo ricorderete, la notte del Redentore, caduta in acqua, ma la procura non ha dato il nulla osta perché ci sono ancora dei dubbi da sciogliere. La procura vuole vederci più chiaro sulle cause che hanno portato alla morte di Linda Zennaro, la giovane ventenne di Campalto deceduta la notte del Redentore a Venezia in località Alberoni al Lido. La cerimonia funebre era già stata fissata per martedì mattina alle ore 9 nella chiesa dei Santi Martino e Benedetto a Campalto, esposte le epigrafe. Dopo la celebrazione, la cremazione del corpo a Marghera. Il pubblico ministero Anna Andretta, che sta seguendo il caso, dopo l'esecuzione dell'autopsia, però non ha dato il nulla osta. Probabilmente saranno necessari ulteriori accertamenti, così il funerale, che sarà presieduto dal parroco Don Massimo Cadamuro, è stato bloccato, rinviato a data da destinarsi e con ogni probabilità non si potrà celebrare prima di sabato prossimo. Il parroco racconta come la comunità di Campalto stia vivendo questo momento di dolore. L'evento di Linda Zennaro ci ha colpiti profondamente, noi del quartiere ma anche poi della comunità cristiana, sia per le modalità con cui l'evento è avvenuto e sia perché appunto è una grande tragedia, ragazza di 21 anni, la mamma l'ho incontrata l'altro giorno, è veramente scioccata e provata e per cui e anche poi l'altra sera la manifestazione, la fiaccolata che hanno fatto e indubbiamente c'erano 500-600 persone, c'era un grande silenzio che è segno di questo turbamento molto molto profondo. Si vuole anche capire il punto esatto in cui è avvenuta la tragedia. In quella zona solitamente l'acqua è poco profonda, meno di 1 metro, rendendo così poco probabile l'ipotesi di un annegamento. Per questo i carabinieri stanno seguendo tutte le piste, nessuna è scartata. Intanto l'intera Campalto si sta stringendo alla mamma di Linda Rossella, al papà Roberto, il fratello Arvise, alla nonna Mara, parenti e cugini. Asciuga le tue lacrime e non piangere. Se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace, si legge nell'epigrafe di Linda da una frase di Sant'Agostino. Erano fissati i funerali per martedì, poi credo aver capito che ci sono delle difficoltà e di riprogrammare l'evento. Questo aggiunge sconforto già al dolore che la famiglia prova indubbiamente, quindi speriamo che al più presto si possa perlomeno chiudere questo momento così difficile. Intanto è ancora senza un nome il cadavere trovato in cavalcavia Chiesa Nuova. Torniamo a Padova, la novità è quella dell'apertura di un fascicolo da parte della Procura per omicidio colposo. Non ha ancora un nome il cadavere ritrovato sotto il cavalcavia di via Chiesa Nuova, a poca distanza dalle mura, dal centro di Padova e dal cimitero maggiore, nella zona ovest della città. Un giallo che avrà bisogno ancora di tempo per essere risolto e per il quale gli uffici tecnici della questura sono al lavoro, dalla scientifica alle volanti. Di certo il corpo era lì da qualche giorno e lo stato avanzato di decomposizione lo ha reso irriconoscibile. La novità però è che la Procura di Padova ha aperto un fascicolo indagando per omicidio, non perché questa sia la causa più probabile della morte, ma perché sono necessari accertamenti tecnici approfonditi e la strada dell'omicidio renderà queste operazioni più semplici. In ogni caso, anche se il primo esame del medico legale sembra escludere segni di violenza sul corpo, al momento tutte le piste sono seguite dagli inquirenti. L'autopsia e le immagini delle telecamere, molte quelle presenti nella zona, potrebbero essere i principali alleati degli investigatori per risolvere il giallo in tempi brevi. L'autopsia sarà eseguita la prossima settimana, mentre le immagini saranno visionate per vedere quando l'uomo è arrivato in quel punto e come è caduto tra le sterpaglie sottostanti. Gli indizi portano a un 49enne di origine romena, senza tetto, controllato pochi giorni fa dalla polizia. In tasca, infatti, le forze dell'ordine avrebbero trovato un biglietto che è poi una multa risalente a giugno per ubriachezza molesta nei confronti proprio di questo 49enne. Quanto al momento della morte, potrebbe risalire ad alcuni giorni prima, magari una settimana o anche di più, una data difficile da stabilire, proprio perché il corpo è rimasto a lungo sotto il sole cocente di questi giorni. Se fosse confermata l'identità, il romeno era molto conosciuto in questa zona. A lanciare l'allarme un passante che, sporgendosi dal cavalcavia, aveva sentito un odore molto forte
e visto il corpo incastrato tra gli arbusti alcuni metri più in basso, tanto che le operazioni di recupero sono state complicate e affidate al nucleo speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco, specializzato in interventi di montagna, con gli uomini che si sono calati giù dal cavalcavia, operazione che ha richiesto alcune ore, durante le quali la strada è stata parzialmente chiusa al traffico. Allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi al rientro di cosa parleremo? Parleremo di pasta asciutta antifascista, una manifestazione, una cena che è andata in scena in diverse città del Veneto per un motivo specifico e ne parleremo, ma che ha scatenato diverse polemiche. Ne parleremo appunto qui con diversi ospiti in studio, vi aspetto. Eccoci, prima edizione, ancora buongiorno, ancora buona domenica. Siamo partiti con la lunga diretta dei Trevisani nel mondo, le interviste raccolte dal nostro Lucio Zanato, avete sentito anche le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia, poi la cronaca con questo tremendo incidente che c'è stato questa mattina a Chioggia. Ci sono 2 ventenni morti e c'è un disperso, un solo ragazzo che si trovava all'interno della macchina che è precipitata all'interno del canale, si è salvato. Troverete tutte queste notizie nei nostri telegiornali della sera. Ed ora, come promesso, parliamo della pasta asciutta antifascista e lo facciamo con Alberto Irone, segretario regionale della Filcams CGIL. Sì, di Treviso, salve. Di Treviso, provinciale. Oggi è la domenica è una giornata particolare. Alberto, salve, buongiorno. Buongiorno. Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Treviso. Tutto corretto? Ho fatto errori? Perfetta, benissimo. Buongiorno a tutti i telespettatori. Eccoci, stiamo attendendo Raffaele Freda, Fratelli d'Italia è in collegamento, tra pochissimo ce l'avremo perché abbiamo voluto chiamare Fratelli d'Italia. Allora intanto vi facciamo vedere queste immagini. La pasta asciutta antifascista è come dire una ricorrenza, un evento che si fa, risale a quando il 25 luglio del 43 la famiglia Cervi offrì pasta a tutti i presenti nella piazza perché si festeggiava di fatto la destituzione di Benito Mussolini. Quindi c'è una, eccola qua, queste sono le immagini della pasta asciutta antifascista che si è organizzata a Treviso. Questa è la nota restera. Allora ci sono alcuni video, ci sono anche delle fotografie, Zabai, Partito Democratico, probabilmente alle cucine, poi troviamo anche Carlotta Bazza, insomma di fatto è anche un momento di comunità per ritrovarsi. Una grande festa e io vorrei proprio partire da Alberto Irone perché voi come CGIL che siete l'anima insomma anche insieme ad Ampi della pasta asciutta antifascista, io vorrei chiederle perché questa pasta asciutta viene organizzata in alcuni comuni, è andata in scena a Padova, è andata in scena mi pare a Mira o Mirano, è andata in scena a Treviso, ma magari non in altri, cioè perché dipende dalle sensibilità di chi, come funziona e perché oggi continuare ad organizzare una pasta asciutta antifascista? Partiamo da qui. In realtà è stata un'occasione di socialità che insieme all'Ampi Comunale di Treviso abbiamo voluto offrire alla cittadinanza e a tutti coloro che si riconoscono nei valori dell'antifascismo e della difesa della Costituzione. In realtà in provincia di Treviso eventi di questo tipo sono stati molti, diversi, a Mogliano il 25 luglio, a Breda di Piave il 26, quindi c'è stata una ricorrenza che è stata in qualche modo festeggiata e celebrata non solo a Treviso ma in varie parti, in vari ambiti diciamo della provincia. Il nostro intento era organizzare un evento celebrativo ma anche rivolto al futuro, ovviamente, nel senso che non ci interessa semplicemente celebrare in maniera statica eventi del passato, ma anche offrire un'occasione di socialità e di riflessione sul futuro. Come Filcams CGIL, come CGIL nel complesso, insieme all'Ampi, pensiamo che mai come prima d'ora sia necessario che alcune parole d'ordine siano ben chiare, ben evidenti nella società, la prima tra tutte è la difesa della Costituzione e poi alcune parole chiave secondarie che dalla Costituzione derivano, come la pace, i diritti e la solidarietà. Quindi abbiamo voluto in questo modo, in questo momento, organizzare un evento che in realtà negli ultimi anni ha riscosso sempre più successo in tutta Italia, perché è una tradizione che, come giustamente dicevi tu, risale al 25 luglio del 43, però in realtà negli ultimi anni, complice anche la vitalità che alcuni movimenti,
i sindacati, alcuni partiti politici, molti devo dire, e tanti altri che si riconoscono nella Costituzione si sta un po' riorganizzando in tutta Italia. Esatto, questo volevo capire, no? Il fatto che ci sia di fatto questo evento che c'è stato nel 43 e poi sono sensibilità che in qualche modo l'hanno riscoperta, e lei giustamente parla di vitalità, no? Perché c'è un'organizzazione dietro e bisogna scegliere di farlo oppure no. Ma c'è ancora bisogno di dichiararsi antifascisti? Secondo noi certamente lo fa e richiama l'antifascismo molto spesso il Capo dello Stato, per esempio, perché Mattarella Mattarella, il Presidente della Repubblica, è uno dei difensori della Costituzione. Noi crediamo che sia utile anche adesso, attraverso eventi di questo tipo o attraverso iniziative in difesa della Costituzione, continuare nella società a organizzare i cittadini anche attraverso momenti di questo tipo. Allora noi vi facciamo vedere un servizio che è stato realizzato dalla redazione di Belluno. Chiedo alla regia, è un po' un blitz che faccio alla regia, comunque lo trovate in rundown, è il servizio realizzato dalla redazione di Belluno sulla pasta asciutta antifascista. Cosa è successo a Belluno e Feltre? È successo che in locandina questa manifestazione è stata organizzata e è comparso il patrocinio dei due comuni che poi hanno fatto dietrofront quando hanno scoperto come dire, la matrice anche politica. Perché fare dietrofront? No? Questo è un po' quello che ci chiediamo e a cui chiederei a Stefano di rispondere. Non è successo a Treviso, è successo nel bellunese, però ha un senso anche in questa sede ragionarci. Guardate il servizio. Deve essere stata una bella sorpresa, o forse non bella, ma di certo una sorpresa, quella dei sindaci di Belluno e Feltre quando hanno visto sul manifesto della pasta asciutta antifascista di oggi, organizzata dalla CGIL, il logo dei rispettivi comuni come patrocinio all'evento. Fulmineo il dietrofront: abbiamo concesso il patrocinio relativamente al convegno Benessere e Qualità della Vita, fa sapere il sindaco di Pellegrini in una nota pubblicata a mezzo stampa, riferendosi alla tavola rotonda a tema sociale prevista per oggi alle 16, a cui erano stati invitati i due primi cittadini, e aggiunge: non ci è stato detto nulla della cornice in cui il dibattito era inserito. A fargli eco il comune di Feltre, che ha definito fuorviante l'uso del logo dell'amministrazione nella locandina della giornata. Dibattito sì, pasta asciutta antifascista no, in sintesi. Alla fine nessun rappresentante politico ha partecipato al dibattito e da De Pellegrin resta una nota di amarezza nell'accusa di strumentalizzazione continua di qualsiasi tema potenzialmente divisivo. Non si fa attendere la risposta del sindacato. Noi non abbiamo assolutamente strumentalizzato nulla. Per noi era normale invitare i sindaci al convegno che organizziamo in questa giornata, e nella relazione era specificamente indicato in quale giornata si teneva il convegno, che è la giornata del 25 di luglio, in cui si ricorda la caduta di Mussolini e purtroppo la tragedia della famiglia Cervi voluta dal fascismo. Un fuoco incrociato che all'origine vede probabilmente un malinteso. Certo è che si tratti di un tema, l'antifascismo, da sempre sensibile all'interno delle alleanze di centrodestra, così come è vero che l'appuntamento cada in una data tutt'altro che casuale per chi conosce la storia. Resta il fatto che per De Pellegrini il tema sociale avrebbe meritato il supporto di tutti e non, come riporta la nota, essere assimilato ad altre iniziative denegatamente associabili a battaglie di parte, e non debba perciò subire derive ideologiche. Forse dimentico della tutela sancita costituzionalmente della lotta e ripudio a ogni forma di fascismo. Allora, battaglie di parte, tema divisivo. Faccio rispondere a Stefano Pelloni e poi anche a Raffaele Freda. Sì, ma devo dire che io non riesco a trovare una risposta a queste domande, nel senso che non riesco a comprendere come un'amministrazione pubblica possa pensare che l'antifascismo sia un tema divisivo. Insomma, mi sembra che sia uno dei temi che possa unire di più questo Paese. Penso che liberarsi, festeggiare la liberazione da una dittatura, la fine di una dittatura, poi dopo sappiamo che la guerra partigiana di liberazione sarebbe dovuta durare altri 2 anni, purtroppo con molti lutti ancora, però io non riesco davvero a comprendere come un'amministrazione possa intendere che l'antifascismo, festeggiare la fine di una dittatura, la destituzione del principale dittatore che aveva portato l'Italia in guerra e che aveva ad esempio scritto le leggi razziali e che aveva portato l'Italia in una sciagurata alleanza con Hitler, questo possa essere considerato
un dibattito divisivo. Insomma, io penso che i cittadini da questo punto di vista riescano a avere una riflessione che sia molto migliore delle riflessioni, delle posizioni iperpoliticizzate talvolta di questi sindaci. Mi viene in mente anche quando nel Consiglio Comunale di Treviso un mese fa abbiamo dato all'unanimità la cittadinanza onoraria dopo 100 anni a Giacomo Matteotti, dopo 100 anni dal suo assassinio, però in quella stessa seduta abbiamo chiesto che contestualmente venisse tolta la cittadinanza onoraria a Mussolini, e l'amministrazione ha detto che no, perché era cancellare un elemento della storia, eccetera. Ma io sinceramente tutta questa indecisione nel prendere una posizione non la riesco a capire. Allora, lei, Pelloni, è stato insultato sui social perché ha rilanciato le immagini di questa pasta asciutta antifascista, che chiedo ai colleghi di far vedere, perché di fatto è davvero, insomma, una cena in restera. Lei è stato insultato, ma con parole molto forti. Ce ne dice qualcuna, magari quelle che sono ancora, si possono dire? Beh, allora, devo dire che tendo ad avere una memoria selettiva, però i classici insulti sono zecche, tornate nelle fogne, vi ci vorrebbe la pasta con l'olio di ricino, tutte queste cose qui. E devo dire, non erano insulti legati alla mia persona. Io avevo espresso un plauso, espresso le mie congratulazioni alle due organizzazioni che avevano organizzato appunto questa bella iniziativa, che era appunto la Filcams di Alberto Irone e l'AMPI. Io avevo espresso il mio plauso e le mie congratulazioni per un bel evento. E da lì è partita una marea di insulti non rivolti alla mia persona, ma rivolti a tutte quelle persone che avevano aderito, e questo è sinceramente irricevibile e vergognoso. E devo dire, lo anticipo già, che ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà, oltre a quelli delle offese, da tutte le parti politiche. Mi ha scritto l'assessore al bilancio del Comune di Treviso, Riccardo Barbisan, vice segretario della Lega. Di fare qualche denuncia, E mi ha scritto anche il vice sindaco di Montebelluna, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Ma sulle denunce io penso di sì, nel senso che oggi in Italia non è pensabile di scrivere con nome e cognome. Questo è quello che mi preoccupa, che ci sia un tale sdoganamento di questi argomenti oggi nei social, per cui ci si senta liberi di scrivere con il proprio nome e cognome degli insulti pesantissimi verso delle persone, ma in maniera davvero gratuita. Mi hanno scritto non gente di Treviso, gente da tutta Italia. È stata una cosa davvero incomprensibile. Freda, lei come se la giustifica? Come la giustifica tutta questa valanga? So che voi avete preso posizione, l'ha appena detto Pelloni, insomma, assolutamente solidarietà bipartisan. Ma lei come la giustifica questa valanga di insulti? Cioè, che cosa può suscitare, quali attriti può suscitare una pasta asciutta antifascista? Buongiorno a tutti, buongiorno. Innanzitutto, e buona domenica. Ma io ci tengo a precisare, mi pare che l'immagine sia... Si è frizzata l'immagine. Regia, dobbiamo fare qualcosa? Si scollega, si ricollega? Sì. Allora, Freda, 2 minuti, torniamo da lei. Passo la parola ad Irone, si scolleghi, si ricollega, e siamo da lei immediatamente. Il caso Belluno-Feltre, questo tema divisivo, la CGIL travolta anche qui in qualche modo, insomma, da delle polemiche, ma perché? Ma noi da sempre siamo impegnati, molto. Siamo impegnati da sempre con i nostri strumenti e con la nostra capacità organizzativa a rappresentare la dorsale attorno a cui si innestano iniziative di questo tipo in tutta Italia. Ma io penso che quello che abbia detto Pelloni sia corretto, nel senso che sia allucinante che un amministratore pubblico, come peraltro il sindaco di un importante capoluogo di provincia del Veneto, consideri l'antifascismo un tema di parte, a tal punto da ritirare il patrocinio a un evento che all'interno aveva questo momento di socialità come la pasta asciuttata antifascista, ma che in realtà avrebbe trattato anche tematiche, diciamo, di attualità, all'ordine pubblico, come lo stato della sanità, peraltro nel bellunese mi è parso di aver capito. Sì. Quindi è una situazione
con la quale penso che si descrive da sola. È evidente che ci sia un pezzo di politica a destra e alcuni amministratori pubblici che in qualche modo hanno dei problemi a dischierarsi antifascisti. A maggior ragione noi pensiamo che iniziative del genere debbano continuare e non dimentichiamo che siamo un paese in cui alcuni tipi di espressioni neofasciste, anche neonaziste, purtroppo non sono dimenticate, non sono assolutamente nascoste. È il caso di quello che è successo appunto questa settimana a Torino con l'aggressione al cronista della Stampa da parte di alcuni militanti di Casa Pound e addirittura di qualche militante della Lega, immediatamente cacciato, devo dire, ma insomma è stato un episodio che ha rimbalzato la cronaca nazionale, o addirittura quello che abbiamo visto con l'inchiesta di Fanpage di poche settimane fa. Quindi finché ci sarà un pezzo di politica che avrà problemi a dichiararsi espressamente antifascista, purtroppo iniziative distinguo anche davvero paradossali continueranno ad avvenire, e noi ovviamente a fronte di queste iniziative continueremo nella difesa della Costituzione, della libertà di stampa e di tutto ciò che pensiamo che stia nel calderone dell'antifascismo. Raffaele, siamo da lei. Sì, ecco, buongiorno di nuovo. Io ci tengo naturalmente a esprimere la mia solidarietà a Stefano Pelloni, perché la violenza, quella fisica come quella verbale, non è mai la strada da percorrere in nessun caso, e men che meno mi viene da dire quando si organizza una pasta asciutta, ecco, perché poi al di là del contenuto ideologico, ecco, si trattava di mangiare una pasta lungo la restiera e quindi non c'era nemmeno nel merito poi chissà Ma lei quale. ci sarebbe andato se l'avessero invitata? No, perché poi questo è il vero tema rispetto a quello che è stato detto fino ad ora dagli ospiti. Io credo che il sindaco di Belluno, di quelli che fanno fatica a prendere posizione rispetto all'antifascismo, come è stato detto, in realtà lo facciano per l'atteggiamento che ha la sinistra. L'antifascismo viene utilizzato come una clava dalla sinistra da tempo, forse dalla teorizzazione del fascismo eterno da parte di Umberto Eco, quindi almeno da una trentina d'anni, quando oggi un vero pericolo fascista non esiste. Negli stessi giorni in cui c'era quell'aggressione a un giornalista della Stampa, un consigliere del PD a Massa prendeva per il collo il capogruppo della Lega, e qui a destra non si è parlato di pericolo comunista, no? E c'è anche un errore di fondo teorico che fa parte della narrazione della sinistra in Italia, che è quello per cui essere rispettosi della Costituzione significa equivale automaticamente ad essere antifascisti. No, sicuramente, ma equivale a essere antitotalitaristi. Quindi se uno dice facciamo la pasta asciutta liberal democratica in onore della nostra Costituzione, partecipano tutti, di Fratelli d'Italia, della Lega, del PD, credo, di Forza Italia e quant'altro. Se invece si vuole dare una connotazione politica che serve al PD, alla sinistra, per serrare i ranghi e automaticamente per costruire delle liste di proscrizione rispetto a quelli che vengono additati talvolta anche da esponenti, vengono additati ingiustamente e secondo un pregiudizio sbagliato dagli stessi esponenti del PD, oppure adesso in tempi non troppo lontani c'è stato un intellettuale importante di sinistra che ha definito la Meloni una nazista, cioè parliamo di cose fuori dal mondo. Allora vedete, quella che poi sorge a destra rispetto a questo tema è la reazione di chi non vuole partecipare a questo giochino dove devi prendere dove appunto se tu ti dichiari antifascista stai facendo il gioco della sinistra e quindi legittimi il fatto che la sinistra parli ancora di fascismo, perché parlare oggi di Casa Pound, per esempio, significa parlare dello 0,003% dei cittadini italiani. Se noi vogliamo pensare che il dibattito pubblico italiano oggi si possa fare su cosa fa Casa Pound, cioè Casa Pound non arriva neanche allo 0,5 se si presenta alle elezioni, è chiaro che raccontiamo qualcosa che non esiste, no? Casa Pound a cui possiamo come dire, tranquillamente associare una forma di estremismo di destra, è corretto? Beh sì, ma non credo nemmeno ne abbiano mai fatto, neanche mai nascosti. Pelloni vuole rispondere un po'? Dire, Anna, sì. per quanto c'è da dire che adesso negli ultimi anni non partecipano
alle elezioni, ma quando partecipavano alle elezioni poi di fatto i movimenti di estrema destra come quelli di estrema sinistra accettano le regole della Costituzione, no? Quindi in realtà nella sostanza, magari non nei modi, nei termini, nella sostanza si adeguano a quelle che noi rispettiamo e che condividiamo, cioè regole liberal democratiche. Vuole rispondere Pelloni un po' alle affermazioni di Freda? Prego. No, io devo dire che le trovo un po' difficili da seguire. Mi sembra che si cerchi con un'argomentazione un po' complessa di giustificare degli imbarazzi per quello che riguarda appunto prendere le distanze con una dittatura fascista che c'è stata in Italia, che ha fatto i suoi danni e che poi dopo forse per questo il partito direttamente seguente era il Movimento Sociale Italiano nella fase repubblicana, da cui poi dopo è derivata Fratelli d'Italia. Ma il tema del fascismo in realtà storicamente posso anche dire esiste oggi il pericolo di una dittatura fascista in Italia? Probabilmente no. Esiste un tema legato all'antisemitismo? Esiste un tema legato al razzismo? Questi temi sono problematici anche in partiti come Fratelli d'Italia, come ha dimostrato l'inchiesta di Fanpage, come hanno dimostrato altre inchieste su alcuni esponenti di primo o secondo piano di Fratelli d'Italia. Allora, questa cosa qui esiste o non esiste? Questa cosa qui esiste. Io finisco. Voglio dire a Freda che il sindaco Conte il 25 aprile invece ha avuto delle posizioni estremamente avanzate rispetto a questo, dichiarando il 25 aprile Treviso è antifascista e ha ricevuto gli applausi di tutti i presenti e questa è la perfetta dimostrazione che l'antifascismo oggi in Italia non è vissuto come una clava ideologica della sinistra verso la destra, ha ricevuto l'applauso da parte di tutti, compreso il mio. Risponde Freda, poi siamo dai Roma. Certo. E ha fatto anche bene il sindaco Conti, per carità di Dio. Le mie argomentazioni non sono così complesse. La nostra Costituzione è una Costituzione liberal democratica che non tollera, che presenta tutti i pesi e i contrappesi per evitare di ricadere in qualche forma di totalitarismo, ma qualunque forma di totalitarismo. La sinistra però parla sempre solo del fascismo, ma non è solo una questione storica perché in Italia c'è stato il fascismo, perché io vorrei sentire qualche volta qualche esponente della sinistra dichiararsi anticomunista o antisovietico. Non succede. Io ho portato in consiglio comunale 5 anni fa nel mio comune, presentò la ministra al PD una mozione, un ordine del giorno con cui chiedevo di approfondire i temi legati a quello che accadeva a est del muro di Berlino in occasione dell'11 novembre e quindi della data di ricorrenza della caduta del muro. Votarono contrari perché e percepirono la stessa cosa, e cioè che io usassi quel tema per dargli dei comunisti. Questa è la sostanza. Questa è la sostanza. Quindi la sinistra oggi utilizza il tema dell'antifascista per dare dei fascisti ai propri avversari, punto. E questa cosa è inaccettabile, e se uno ci sta a questo gioco, finisce per giustificare, finisce per apparire come quello che ha un difetto di origine prima ancora che esprima le proprie idee. Lo spettro della strumentalizzazione sostanzialmente, no? Cioè voi ci state raccontando che c'è questo spettro della strumentalizzazione a fronte di idee. Poi tra l'altro io vorrei sottolineare che in qualche modo siete tutti e tre coetanei, no? E vi seguite probabilmente tutti e tre sui social. Nel 43 non c'era nessuno, no? Quindi ognuno appunto, no? Ognuno ha la propria storia, la storia anche politica. C'è questa paura della strumentalizzazione a fronte dell'espressione di un'idea? Ma sarebbe stato strumentale se avessimo fatto come organizzatori un comunicato stampa in cui avessimo scritto chi ha partecipato in termini istituzionali e chi non ha partecipato alla nostra iniziativa. Così non è stato un momento pubblico aperto a cui tutti potevano partecipare liberamente e che assolutamente non abbiamo vissuto per escludere o per imputare il dito nei confronti di nessuno.
C'è un elemento che vorrei sommessamente. Io ti ho ascoltato. C'è una cosa volevo dire in chiusura. Un attimo, Freda, facciamo solo chiudere. Mi perdoni, Raffaele, facciamo solo chiudere il ragionamento di Rone. In ordine alle questioni, diciamo, di carattere generale, e al pericolo fascista, io vorrei sommessamente notare che non più di 3 anni fa, nell'ottobre del 2021, la sede nazionale del più grande sindacato europeo è stata devastata da parte di alcuni militanti che si riconoscevano espressamente, ne erano espressione, di pezzi di neofascismo organizzato o di movimento che hanno nomi e cognomi molto evidenti e che sono tuttora agli arresti. Quindi il fatto che non sia possibile una ricostruzione assoluta e generale di uno Stato fascista, di una dittatura fascista, non esclude il fatto che noi dobbiamo impegnarci ogni giorno a evitare che nella società accadano fatti come quelli o come altri fatti che purtroppo quotidianamente accadono. Quindi è questo il nostro essere antifascisti ed è questo il motivo per cui abbiamo voluto ricordare che abbiamo voluto ricordare con la nostra iniziativa quello che è successo il 25 luglio del 43 ed è il motivo per cui continueremo a dichiararci antifascisti, come lo è anche peraltro, chiudo, il motivo per cui il Capo dello Stato non ha nessun tipo di problema a legare in maniera molto stretta il nesso tra Costituzione e antifascismo, come ha sempre fatto. Raffaele, sono da lei. No, vabbè, a parte che il mio discorso non è legato all'iniziativa della pasta asciutta, questa è una premessa necessaria e non si giustifica in nessun modo chi ha insultato il consigliere Pelloni sui social. Tra l'altro ammetto di non aver visto gli insulti, di aver seguito la cosa solo dopo e altrimenti avrei manifestato la mia solidarietà anche prima che in questa occasione. In secondo luogo, rispetto alle sedi, per esempio le sedi di Fratelli d'Italia vengono brutalizzate continuamente. Meno di 2 anni fa un consigliere comunale di Bologna è stato preso a schiaffi in piazza, un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, quindi insomma che la politica raggiunga poi degli eccessi da parte di alcuni estremisti accade in entrambi i casi e non va bene una narrazione secondo cui questo proviene soltanto dalla destra, anzi sinceramente a me pare che spesso provenga più spesso da sinistra, però il ministro Roccella al Festival del Libro le era stato impedito di parlare. L'altro giorno a Bologna c'era un'iniziativa dei Provita che è stata interrotta da alcuni manifestanti. Potrei parlare, da destra potremmo costruire una narrazione contraria rispetto a quello comune. Ma è una narrazione che ci va a raccontare, mi perdoni Raffaele, che c'è una ventata d'odio molto forte. Assolutamente, io credo infatti tra l'altro che il peggior difetto ad esempio dell'inchiesta di Fanpage a cui si faceva riferimento prima è che i soggetti che vengono ripresi in quell'inchiesta sono dei ragazzini fondamentalmente e questo però viene raccontato come se invece tutto l'intero partito avesse gli stessi errori, creando, costruendo, suscitando dell'odio generale. Questa è una cosa che non va bene naturalmente. A proposito tra l'altro dei temi, però io mi permetto di aggiungere una cosa. Prima il consigliere Pelloni parlava di antisemitismo dicendo che ci potrebbe essere un problema oggi rispetto a questo tema. Io non penso sia un tema, non penso sia un problema così diffuso, però mi permetto di far notare che le piazze pro PAL sono piene di manifestanti di sinistra e spesso proprio da quelle piazze vengono delle dimostrazioni, delle manifestazioni che a tutti gli effetti si possono considerare antisemite. Quindi onestamente se qualcuno ha questo problema non è Fratelli d'Italia. Ecco, poi che ci possa essere in altri ambienti o contesti più a destra di Fratelli d'Italia o più a sinistra, questo insomma lo lascio giudicare ai cittadini. Vuole dire qualcosa Pelloni? Allora, io a Freda lo stimo come politico, come amministratore, però c'è un difetto, se posso permettermi. Se avvenisse che un dirigente del mio partito venisse fuori, che dice, da delle intercettazioni, che dice quella lì è un ebreo, quello lì è un ebreo, quello lì è... Io direi,
fa parte del mio partito, ma si deve vergognare. Noi dobbiamo prendere le distanze. Non direi sì, è vero, però sono fatti isolati che invece a sinistra sono molto più presenti, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo mettere, far prendere le distanze. E ci sono degli antisemiti, ci sono state delle indagini, ci sono delle prove, ci sono delle intercettazioni che dicono che all'interno di Fratelli d'Italia ci sono delle figure che si sono manifestamente espresse in maniera antisemita. Sì, ci sono. Poi ci sono delle persone che ci sono delle persone che in altre piazze usano delle espressioni totalmente, per quanto mi riguarda, sbagliate. Va bene, ne prendiamo le distanze anche di quello, ma non è perché a sinistra c'è il problema più grande, allora da noi non esiste. Cioè, così non funziona in politica. Risponde Freda. Raffaele, no, ma sicuramente, ma il punto di questo ragionamento che io potrei condividere è che io non posso prendere le distanze da nessuno. Cioè, questi dirigenti a cui fai riferimento, Stefano Piscono, una ragazzina che dirige il circolo di un quartierino di Roma. No, gente che fa il portavoce dei ministri o dei governatori della regione Lazio, gente che fa il portavoce dei ministri, che sono tutte dirigenti del vostro partito. Ma insomma, da questo punto di vista mi sembra che la questione sia abbastanza... I portavoce comunque non sono dei politici. Detto questo, per me chi dice quelle robe... politici, non prendiamoci in giro, Raffaele. Sono dei dipendenti, eventualmente dei politici. Ma detto questo, se è necessario, io prendo le distanze, ma molto serenamente, da qualunque cosa sia stata detta, al di là del fatto che non ho capito quale sia il riferimento, ma non metto in dubbio. Allora, stiamo andando un po' oltre, nel senso che mangio le mani di non avere a disposizione 2 ore di dibattito, perché questo è il dibattito, cioè di questo che dobbiamo parlare, ed è giusto mettere a confronto persone che poi, come voi, ne rappresentate altre, no? La politica deve riuscire ad essere sempre un esempio e attraverso le sue parole in qualche modo va anche a costruire una società civile. Quindi davvero mi dispiace molto di avere ancora davvero pochi minuti, ma vi ringrazio per la vostra partecipazione a questo dibattito di domenica, perché è un dibattito molto ampio ed è un dibattito che a mio avviso va fatto. L'ultimo passaggio lo vorrei fare con lei, Irone, quando prima giustamente diceva noi CGIL non siamo un partito, no? Però siamo impegnati in prima linea per lanciare questo tipo di messaggio come sindacato. Sì, noi non siamo un partito, non rientriamo dentro il dibattito politico in senso stretto, perché non rappresentiamo una parte della cittadinanza. Noi siamo un sindacato che da sempre ha posizioni molto chiare su alcuni temi, tra cui l'antifascismo, e che si mette a disposizione con tutte le proprie strutture, le categorie, i servizi, i propri progetti per organizzare iniziative anche di questo tipo, e che in qualche modo lo posizionano come uno dei soggetti che evidentemente tiene a cuore la Costituzione, ne vuole salvaguardare le parole chiave e ne vuole salvaguardare gli intenti della Carta Costituzionale. Freda ha detto se fosse stata liberal democratica saremmo venuti, prossimo anno ho cambiato il nome? Sì, diciamo che non esiste una festa della liberal democrazia in Italia, esistono alcune festività civili che sono peraltro riconosciute dalla Costituzione italiana, quindi eventualmente il 25 aprile, che è anche la festa della liberazione, o il 2 giugno la festa della Repubblica, inviteremo tutte le forze politiche a un bel pranzo eventualmente in pubblico. E noi ci saremo ovviamente con le nostre telecamere. Grazie Raffaele Freda per la disponibilità, l'abbiamo contattato questa mattina all'ultimo, è stato disponibilissimo. Grazie Raffaele. Grazie, buona giornata. Buona domenica. Stefano Pelloni e Alberto Irone, grazie ancora per averci raggiunto e dato vita a questo dibattito. Pochi secondi di pubblicità e poi con l'Associazione Nazionale dei Dentisti la parte trevigiana, per andare a raccontare di questa bellissima iniziativa Adotta un sorriso per garantire le cure ai ragazzi che si trovano nelle case famiglia. Vi aspetto tra poco. Tre Nord-Est, ancora buongiorno, ben ritrovati con i nostri notiziari. Allora, come promesso, vi presento il prossimo ospite che ci ha raggiunto, è Dario Danella, presidente Andi Treviso. Buongiorno Dario. Buongiorno. E ben ritrovato. Allora, ci sono tante notizie in qualche modo che riguardano l'Associazione Nazionale dei Dentisti. Voi siete una categoria
molto apprezzata sul territorio, ma che si spende anche molto sul territorio. Una delle grandi iniziative di Andi è questo accordo con la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, perché nello specifico esiste il tumore del cavo orale che è purtroppo in termini quantitativi aumentato a causa di vizi come il fumo, come l'alcol, e quindi avete creato un asse, no? Come associazione con la LILT, e addirittura esiste un Oral Cancer Day. Che cosa vuol dire e che cosa consiste e che cosa succede? Sì, questa è un'iniziativa che è nata, diciamo, su scala nazionale, che si svolge nel mese di maggio, in un sabato di maggio, nelle principali piazze italiane da ormai 17-18 anni, e noi a Treviso abbiamo voluto dargli una peculiarità in più, cioè creare questa sinergia anche con la LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori, che adesso si è allargata anche con l'aiuto della Croce Rossa, che ci aiuta in una delle due piazze. Abbiamo in due piazze, che è quella di Treviso, in Piazza Signori e in Piazza Giorgione a Castelfranco, creato questa iniziativa che non solo quindi ha un banchetto informativo dove ogni anno chi si avvicina può ricevere informazioni utili anche come riconoscere il tumore, come poter fare autodiagnosi a casa, ma anche con il camper della LILT a Treviso e con quest'anno anche con l'aggiunta dell'ambulanza della Croce Rossa poter fare anche delle visite di screening iniziale che ci hanno permesso anche di identificare dei casi sospetti che poi vengono mandati a dei centri, anche lì un rapporto con l'ULS 2 che ci permette di poter approfondire poi in caso i casi sospetti. Quindi l'ottica è quella della prevenzione, no? Sì. Perché una volta che un caso sospetto viene preso, come dire, per i capelli, forse si riesce ad intervenire, no? Sì, sì. Quali sono i campanelli d'allarme? Diciamo che è un tumore purtroppo insidioso, nel senso che essendo un'area anche molto vascolarizzata e irrorata, molto spesso se inizia poi può progredire anche in maniera molto veloce, però è una delle poche aree che come dire, è facilmente ispezionabile anche dal cittadino a casa quando fa le normali opere di igiene domiciliare, e a volte si invita appunto qualsiasi lesione bianca, rossa o ulcerata che non guarisce nel giro di una ventina di giorni, potersi recare dal proprio dentista di fiducia e poter quindi valutare assieme se ci sono le condizioni per fare delle indagini più approfondite e magari riconoscere le cose. Emblematico per esempio era l'esempio accaduto anche in piazza 2 o 3 anni fa, dove una cittadina è tornata l'anno dopo per una visita proprio fatta in piazza con le documentazioni di approfondimento che le avevano diagnosticato un tumore della lingua, diciamo in fase iniziale, preso in tempo. Anche solo questa cosa vale lo sforzo di anni, perché è una goccia nel mare, ma vuol dire che la prevenzione è utile. Senta, ma è vero che alcol e tabacco poi alla fine creano dei grossi danni per il cavo orale, ma anche per i denti, voglio dire? Sì, allora sicuramente l'alcol e il fumo hanno anche un'azione purtroppo sinergica, cioè non è solo la somma dei due fattori, ma addirittura ne moltiplicano esponenzialmente la coesistenza di questi due fattori, insieme a abitudini, quelle classiche, diciamo magari alimentari non sane, una vita, questo vale per qualsiasi situazione della bocca, ma in particolare nella bocca purtroppo noi abbiamo dei casi anche numericamente elevati, cioè il tumore testa-collo ha circa 9.900 casi all'anno in Italia e 4.000 solo dell'area della bocca. Se vediamo nel nostro territorio, nel Veneto sono circa 600-700 casi e nella provincia di Treviso circa 150 nuovi ogni anno. Sono tanti? Sono tanti e soprattutto si sta abbassando la media, diciamo che prima si identificava tra i 60 e i 70 anni, adesso si cominciano ad avere casi dei giovani che sono anche più aggressivi perché il turnover cellulare è più veloce e quindi se non presi in tempo possono arrivare ad essere molto distruttivi e addirittura avere esiti non predicibili, invece se presi per tempo invece possono essere curati e per questo bisogna pubblicizzarlo. Anche voi come dentisti siete una sorta di sentinelle, no? Per la salute, dai denti magari possono partire tante cose. Tante cose, esatto, e infatti è il motivo per cui noi non ci limitiamo a questa campagna che sicuramente è insieme a tante altre attività sociali che come Andi vogliamo fare, puntano proprio a quello di dare la possibilità a tutti i cittadini, anche chi non ha la possibilità diciamo di andare a recarsi regolarmente per controlli del proprio dentista di famiglia, ma poter almeno una volta all'anno aver diritto tutti di poter avere un accesso a verificare la situazione, perché per esempio anche a ottobre con il mese della prevenzione noi andiamo a fare in modo che
un cittadino possa recarsi da questi dentisti aderenti, se non ha un proprio di fiducia, e poter fare dei controlli che controllino anche i lavori pregressi, perché anche i lavori pregressi, se lasciati lì, deteriorandosi, possono creare altre problematiche di qualsiasi genere, non solo tumorali, ma anche... Quindi ottobre è il mese della prevenzione. Sì. Che consigli possiamo dare ai nostri telespettatori? Ecco, quindi lo troverete dopo l'estate, inizieremo con questa campagna anche dopo l'estate. Lì è una partnership che c'è con la Mentadent, è una delle campagne più longeve dal punto di vista sanitario, perché siamo arrivati al 44esimo anno, se non sbaglio 44-45esimo anno, e quest'anno si riproporrà. Lì saranno i dentisti aderenti a Treviso, l'anno scorso erano circa 200 su 530 che a Treviso siamo dell'Andi, e hanno aderito, quindi cercando nel sito www.mentadent.it oppure nel mese della prevenzione si trovano proprio i dentisti più vicini al cittadino, e uno può recarsi e chiedere di poter fare una visita nel mese di ottobre, dove si controlla lo stato dell'arte della situazione, e poi se c'era bisogno almeno viene informato. Senta Dario, una delle notizie, no, che diamo e le abbiamo date purtroppo molto spesso quando si parla di carovita, di difficoltà di arrivare a fine mese, è anche la rinuncia di tante persone alle cure. Forse le cure dentistiche sono quelle a cui in qualche modo si rinuncia di più rispetto magari delle cure per delle patologie che potrebbero essere terminali. Come siamo messi sulla base, insomma, dello sguardo che lei ha su Treviso? Esiste nel trevigiano questo problema, questa sfumatura, o siamo ancora un'isola felice? Allora, no, il problema esiste a tutti i livelli su scala nazionale, e Treviso non ne fa eccezione. Ci sono delle fasce deboli e fragili, ci sono delle situazioni che bisogna studiare e approfondire, motivo per cui l'Andi non ha voluto sottrarsi a questa situazione. Noi teniamo conto che la situazione non la si può affrontare solo come associazione di categoria, ma è una questione che che riguarda sicuramente tutta la sanità pubblica a livello nazionale e poi territoriale. Il fatto che l'odontoiatria sia una branca che storicamente è sempre più delegata al privato, dove le strutture ospedaliere ci sono solo per cose però mirate, eliminazione del dolore eccetera, e per certe fasce che hanno però dei requisiti ben delimitati. Noi abbiamo cercato il nostro piccolo essendo che comunque a Treviso noi rappresentiamo 530 dentisti su 750 iscritti all'ordine, quindi siamo una bella fetta e non potevamo esimerci da questa risposta. Abbiamo deciso di attuare con il sociale queste campagne per il tumore a maggio, per il mese a prevenzione permettendo di almeno una visita di controllo all'anno, con l'Adotta un Sorriso, che è per esempio... l'Adotta un Sorriso, in che cosa consiste? Allora, questo è un progetto, questo è nato con la Fondazione Andi, che è sempre nazionale, è in momento attiva su 17 province in Italia, noi siamo la prima in Veneto che l'ha attivato, e ci avvaliamo di un rapporto stretto, questo progetto, con l'ULSS e con la conferenza dei sindaci, e insieme a questo anche con gli assistenti sociali a loro affiancati. È partito 2 anni fa con 40 dentisti che hanno aderito all'iniziativa per i bambini che erano in affido familiare, dove praticamente un bambino per ciascun dentista che aderiva all'iniziativa poteva essere come adottato, e viene visto il piano di cura, l'assistente sociale mi esclude dei casi magari non trattabili in uno studio privato, e quindi l'ULSS si è messa a disposizione per strutture nei casi più gravi, ma nei casi affrontabili, tranne gli apparecchi, ma per tutte le altre cure che il bambino aveva bisogno si portava dall'inizio fino alla fine. Questo poi il dentista poteva riaderire all'iniziativa con un altro. Noi auspichiamo che questa cosa si ingrandisca, perché la riuscita di questo progetto, avevamo 100 bambini in affido familiare, si è allargato adesso nell'accordo che era già previsto dall'inizio con l'ULSS alle case famiglia, e quindi si allargherà altri 200 bambini. Purtroppo lì bisognerà tarare anche la risposta, perché comunque in base ai volontari, e potendo secondo il progetto ad averne uno alla volta, bisognerà capire, però insomma noi ci proviamo, siamo ambiziosi e quindi cerchiamo di dare risposta a questo. No? Sì. Allora anche dei dentisti, questa è un po' una scoperta, è una cosa che in qualche modo anche in questa sede volevamo lanciare, no? Cioè questo vostro spendervi così tanto per la società.
Sì, io credo che proprio lo spirito valoriale dell'associazione dell'Andi, diciamo, è proprio quello di differenziarsi da altre realtà che nel territorio esistono, specialmente dopo gli anni 2000 in poi, che tendono sempre a vedere più, ma questo vale in generale, la salute e il paziente come un numero dove uno lo vede, lo cura e dopo non si vede più. Invece lo spirito dell'Andi è quello proprio che il paziente trovi proprio il medico, il dentista di famiglia storico, in questo caso seguendo sempre più realtà aggregate, lo staff di famiglia storico che abbia conoscenza della situazione del paziente e lo possa accompagnare a 360 gradi anche nella scelta della cura più indicata, o se affrontare subito oppure curando anche terapie croniche, e quindi questo permette di avere questa situazione. E quindi non potevamo esimerci da questo anche nelle situazioni sociali, oltre alla nostra attività che è anche quella di seguire da un punto di vista sindacale le problematiche di categoria, diciamo. Guardi, abbiamo dato una notizia alcuni giorni fa, l'ha data la redazione di Padova, di questa anziana che si trovava in casa di riposo e un odontotecnico si era finto dentista. Insomma, questa povera sfortunata signora ha vissuto 3 anni con una protesi che non andava bene per la sua bocca, è stato un calvario per la famiglia. Allora, i finti dentisti è una domanda che le faccio perché insomma sono notizie che noi abbiamo negli anni, nel tempo, non è una cosa così frequente, ma abbiamo dato. Come ci si tutela dai professionisti finti? Allora, sicuramente questo è un problema che esiste, e la cosa migliore per il cittadino è quello di poter verificare. C'è un sito che si chiama la FNEMCEO, che è scritto, detto a voce è anche difficile da pronunciare, comunque è quello dell'ordine, dove praticamente un cittadino può entrare e mettere le credenziali del dentista o che reputa appunto, insomma, che si dichiara dentista, e verificare se un dentista è realmente appunto quello che si presenta. Ci sono nel sito dell'ordine quindi le qualifiche, dove si è laureato e tutto il curriculum che c'è, quindi questo è un modo che può permettere al cittadino di identificare eventualmente, diciamo, casi di abusivismo che noi combattiamo. Senta, in ultima battuta, Dario, come l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie stanno stravolgendo la vostra professione? In maniera sostanziale, noi l'abbiamo discusso anche a livello nazionale, tra i punti c'era proprio il discorso dell'intelligenza artificiale. Sicuramente avrà un risvolto che dovrà essere intanto normato, e qui è forte il lavoro che Andi nel nostro settore sta facendo insieme con i ministeri per cercare anche nel discorso sanitario di avere una normativa che tuteli quelli che possono essere invece i pericoli dell'intelligenza artificiale, però di contro potrà avere anche dei risvolti positivi. Il nostro è un mestiere molto tecnologico, molto tanti macchinari, una gestionale di segreteria, eccetera, quindi secondo me potranno essere molti risvolti. Adesso è un po' prematuro per poterli annunciare, però sicuramente si sta lavorando anche con un gruppo scientifico che si chiama SISOPD, che ha proprio la funzione di studiare la funzione nella nostra categoria di Andi di queste, diciamo, innovazioni tecnologiche e sociali. Quindi ecco, questo è attenzionato dalla categoria, perché come dire, sono nuovi scenari a cui non si può non guardare, no? Si farebbe un errore forse se si ignorasse quanto la tecnologia oggi sta stravolgendo. Immagino anche tutto il mondo delle protesi dentarie che possono essere realizzate anche attraverso intelligenza artificiale. Questo riguarda un po' il mondo degli odontotecnici in realtà. Però... nel senso, per esempio anche la chirurgia guidata, che probabilmente l'avrete già sentita, anche quella permette con moderni macchinari che associano l'utilizzo della TAC all'utilizzo per esempio di una scansione intraorale, di fare una riproduzione tridimensionale del cranio e dei tessuti, e quindi di poter pianificare poi una chirurgia in una maniera molto più predicibile e che sposta tanto, diciamo, dell'intervento nella pianificazione fuori dalla bocca e rende un po' più sicuro, diciamo, quello che poi l'approccio diciamo, sul paziente al momento dell'intervento, riducendone i tempi, il comfort, migliorando il comfort, però poi è sempre un atto chirurgico. Però questo riguarderà non solo chi costruisce i pezzi, ma anche chi pianifica, quindi i medici. Quindi anche voi, insomma, possiamo immaginare che tra 20-25 anni sarà molto diverso. Sarà molto diverso, no? Sarà molto diverso, e sicuramente anche con la prevenzione si saranno fatti grandi
grandi passi in avanti. Allora siamo in chiusura, ricordiamo un po' gli appuntamenti. Abbiamo l'ottobre della prevenzione, con la possibilità insomma di accedere alle cure, anche lì guardando quali sono i dentisti che vi accedono. Abbiamo l'Oral Cancer Day, che è esattamente quando? A maggio, ogni anno a maggio, e si segue poi, c'è una giornata in piazza e poi anche lì segue un mese dei dentisti aderenti. E poi un'altra iniziativa che possiamo solo annunciarlo perché siamo in chiusura è quello che invece abbiamo un'attività anche sul lavoro, quindi cerchiamo di dare una risposta anche nell'occupazione, che è quello che si è dimostrato esserci molta esigenza di assistenti per il turnover generazionale, anche per gli studi aggregati, e quindi questo noi adesso abbiamo allargato anche con un lavoro con la Regione, con professioni e adesso intercettando anche i bandi europei, di poter partire a ottobre una nuova possibilità per le assistenti di iscriversi, prendere una qualifica con la sponsorizzazione dei fondi europei e di Confprofessioni, quindi non tirando fuori neanche un euro, avere una qualifica che gli permetta poi di avere un lavoro praticamente sicuro, perché la domanda è molto alta. La domanda è alta, no? E l'offerta è ancora troppo bassa. Sì, sì. E quindi secondo me far conoscere anche questa opportunità di lavoro è un altro dei compiti che abbiamo, ne abbiamo diversi, cerchiamo di stare al passo su tutti i campi. Grazie Dario Danella per essere stato con noi, Presidente Andi Treviso. Insomma, abbiamo veramente disegnato un po' un percorso all'interno del vostro mondo, anche per farlo conoscere un pochino di più ai nostri telespettatori, e insomma anche congratulazioni per le tante iniziative anche a sostegno della popolazione, per rendere insomma le cure dentarie sempre più accessibili. Noi siamo in chiusura, devo darvi un aggiornamento in merito alla notizia che abbiamo dato in apertura del telegiornale, la apriamo, ve la facciamo vedere con il Gazzettino, l'incidente di Chioggia con la macchina che è uscita di strada. Avevamo detto inizialmente del decesso di 2 ragazzi, e un ferito e un disperso, invece pare che la notizia del disperso sia stata confutata, non c'è nessun ragazzo disperso, per ora il bilancio di questo tragico incidente che è avvenuto questa mattina all'alba è di 2 morti e di un 33enne ferito, quindi insomma giusto per darvi l'aggiornamento in chiusura del telegiornale. Grazie ancora per essere stati con noi, a voi telespettatori per averci seguito. L'informazione torna ovviamente questa sera alle 19:30 con il telegiornale di Treviso. Buona domenica, arrivederci.